Dal Vax Day alla Vax Night il passo è breve, ma quello che tutti sperano è che questo passo possa portare lontano. Tutto o quasi dipenderà dalle prossime forniture. Intanto l'esperimento della vaccinazione serale, inaugurato dall'ULSS 7 per la prima volta mercoledì al Palangarano, è stato superato a pieni voti. Una sessantina le dosi di AstraZeneca disponibili per altrettanti utenti che hanno apprezzato l'iniziativa. È molto comodo avere l'opportunità, di arrivare, in un orario fuori da lavoro. Direi che è un'ottima scelta che aspettavo venisse fatta perché è giusto farla. Non dico tutta la notte, ma quasi, vista l'urgenza che c'è è meglio farla e chiudere questo discorso terribile. Al mattino avrei preferito, ecco. Però piuttosto che aspettare ancora, meglio farlo anche di sera il vaccino. No, meglio farlo anche di notte. Come stanno andando le cose in questa prima vaccinazione serale? Bene, tutto organizzato, stiamo vaccinando tranquillamente, senza stress, a flusso tranquillo, regolare, non ci sono ammassamenti. Così, gente sul cucina, torna bene caffè, si va a fare il vaccino.